tu sei ancora un innamorato di questi fiori, Sì, Fabrizio? Stefano, tantissimo. Mi ne dormo neanche la notte per pensare del giorno cosa bisogna fare, perché è da combattere con il freddo, quest'anno soprattutto per farli arrivare, con la luce, con il buio, e lì bisogna inventarsi di tutto. Ciao ragazzi, oggi vi parlo di una storia d'amore che dura, pensate un po', da più di 50 anni ed è una storia che ha per oggetto i fiori, ma non le rose come si potrebbe pensare quando si parla d'amore, bensì un fiore a cui di solito viene attribuito tutt'altro significato molto meno gioioso, diciamo così, perché questi fiori sono i crisantemi. Il fiore dei morti, perché da noi così viene considerato, visto che il loro utilizzo avviene praticamente in maniera totale, soprattutto in occasione della ricorrenza della festa dei morti ogni santi, per commemorare i nostri defunti. Ma in realtà in diverse altre parti del mondo il significato che viene attribuito a questi fiori bellissimi è molto diverso, ma ci arriviamo tra poco. Intanto vi dico dove sono. Mi trovo a Concamarese, nell'azienda florovivaistica di un amico, Fabrizio Lonardi, un amico che conosco da tantissimi anni e con il quale peraltro mi sono sempre relazionato per via di un'altra sua grande passione, quella per il tabarro. Lui è il presidente della confraternita dei nostalgici del Tabar di Sant'Antonio Abate ed è una passione, una storia che porta in giro veramente per le piazze di tutta Italia. Ogni volta che lo chiamavo, spesso succedeva che mi diceva non posso, ho da fare con i crisantemi. E una volta, due o tre mi sono incuriosito, quindi sono voluto venire a trovarlo per capire cos'è questa realtà. E ho capito che questa non soltanto è un'azienda un po' unica nel suo genere, una delle poche presenti nella provincia di Verona con un'estensione del genere. Pensate che ha più di 25 serre dedicate solo alla coltura di questo fiore. E devo dire che ascoltandolo mi si è aperto un mondo. Da quanti anni fai questo mestiere? Allora Stefano qua fra qualche anno festeggia i 50 anni, Le nozze d'oro? quasi dai. E com'è nata sta passione? Allora la storia è nata facendo il militare con della gente da Buttapiera praticamente, lì che aveva archi, fragole, e siamo partiti con le fragole. Dopo avendo in casa una zia super appassionata dei fiori, Eh, e lì è nata la volontà, la dire dai che proviamo a fare i crisantemi. Allora era un fiore che viene tanto usato ad esempio per la ricorrenza dei defunti eccetera, e lì ma che non era mia tante varietà, che era un classico, il saremese, il Turner, che l'abbiamo fatto fino a 6-7 anni fa. che non è questo? No, dopo questo qua entrerà questo in gioco perché è più moderno, più omogeneo, dura di più, che tra l'altro la selezione le sta fatta a Verona questa, che manca Ah. questo primato, sì, l'Apollo. Ah, Questo ne invidia a tutti, proprio brevità qua e via andare. senti Fabrizio, è difficile coltivarlo il crisantemo? Allora, l'è difficile perché è una pianta viva, è una pianta delicata, bisogna tenervi mille accortenze, perché te che da fare i conti con la luce, col buio, col caldo, col freddo, perché bisogna che arriva alla data giusta, né massa e né poco. E è qua che se te che l'esperienza, se te che soprattutto la passione di sopportare, perché qua se no, se che va dentro fia il collo. Quindi tu devi calibrare nei mesi precedenti il nutrimento, l'esposizione Esatto, sì, sole. perché vedi tu come chi è grassi, bei, eccetera. Cioè, praticamente mi ha sempre insegnato che l'uovo vende al becco, bisogna darne tanto. Allora te che un risultato, te che una qualità. E se volemo è il fiore che dà essa qualità, bellezza, che deve avere tutto, perché sennò non ha senso. Anche per il rispetto, dove che va dopo sulle tombe. Certo. Questo è il senso. Come dicevo all'inizio, in altre parti del mondo al crisantemo viene attribuito un significato diverso rispetto al nostro. Pensate per esempio che in Giappone è il fiore nazionale, il fiore imperiale, e in Cina è il fiore della gioia, della felicità, della vita, come pure in Inghilterra, perché lì viene regalato, pensate, in occasione di una nascita, e in Australia è il fiore prediletto per la festa della mamma. Perché allora da noi è il fiore dei morti? C'è una ragione storica ben precisa. Innanzitutto torniamo alle origini. Arrivò dalla Corea in Francia intorno al 1800 e lì subito i botanici, presi dall'entusiasmo per la bellezza del fiore, per la carica di positività che trasmette, cominciarono veramente a creare tantissimi ibridi, centinaia di ibridi.
Poi arrivò la Prima Guerra Mondiale e nell'autunno del 18, in occasione della fine della Prima Guerra Mondiale, c'era la necessità in Francia, come negli altri stati, di commemorarli i caduti durante gli eventi bellici, e i fiori ovviamente sono sempre il pensiero più idoneo. Ma in quel periodo in autunno l'unica pianta floreale capace di avere una fioritura abbondante per sue caratteristiche fisiche era proprio il crisantemo. Ed è da lì che poi ci fu il traghettamento, prima in Europa, quindi anche in tutta Europa, quindi anche in Italia, del significato del fiore per la commemorazione dei morti e dei defunti. Ma ora torniamo qui a Concamarise da Fabrizio, il floricoltore Fabrizio, perché gestire una serra, o meglio un impianto, una piantagione di crisantemi come questa non è semplice. Quindi cerchiamo di capire che cosa vuol dire avere a che fare con questi splendidi fiori. Tu ti reputi un tradizionalista in questo mestiere, perché? Allora, perché tagliamo tutti con le mani, non con la forbese, perché allora il taglio con la forbese l'assorbe via l'acqua, spaccandoli sembrano altri anche patiti di questo, proprio volevamo proprio andare come faceva la storia che bisognava fare. Io spacchiamo sotto, i viene messi a scalare, dopo la gente le porta su un banco che le donne chi è in carta, se mette l'astichino perché non si muova e lì si fa il magazzino, dopo i parte e va via. Ma perché tranciare a mano? Perché l'assorbe la pianta, il taglio netto della forbese non tira via sull'acqua, non le assorbe via. Questa è una tecnica che bisogna che anche alle donne sul cimitero continuare ogni giorno o ogni 2 3 spezzarlo, spaccarlo con le mani, allora lui assorbe e lui vive di più, perché sennò con la forbese non va mia bene. Un altro fiore, un gladiolo, altre cose, allenarò, ma il crisantemo ha bisogno di questa realtà. Quanti lo fanno? Allora, qua a Verona che era grande produzione, ma un po' per l'anzianità, ma soprattutto che vuole una gran passione. Qua che da sopportare una serie di cose, perché è una sfida tutti gli anni, bisogna sempre vincere, e se no lasciamo stare a fare questo. Cioè proprio qua non si dorme mia di notte perché ti devi strolicare e perché non va avanti, che da guardare la luce, il buio, la concimazione che ti hai fatto, l'annata, se mi scrivo se ha più V, non ha più V, il nuvolo, incide tanto. Dopo se programma, perché di agosto bisogna programmare con un telo nero, accorciare il giorno, portarlo a 14 ore di buio, diciamo. Certo. Ecco che allora lui si mette in movimento, adesso va un po' pratico perché è un po' lunga la procedura, diciamo. Ma tutti fanno così? Allora, di regola sì, dopo essere un po' più patiti o no, qua bisogna, perché qua è una sfida, io devo vincere sempre, proprio una roba mia personale e la squadra, bisogna. Costi quel che costi. Proprio. Dura, eh? Le duro, ma che la fermo sempre. Devo dire che è la prima volta che mi ritrovo a dedicare un video a crisantemi, un mondo che praticamente non conoscevo, ma che mi ha colpito, innanzitutto per la straordinaria bellezza, ma anche per l'estrema varietà. Ci sono tantissimi colori e tantissime nuove varietà ibridate che sono qui nelle serre di Fabrizio, che è una delle più importanti, credo anche a livello nazionale. I fiori, i colori meglio dei fiori, hanno anch'essi un significato. Per esempio, al bianco viene genericamente attribuito il lutto, quindi il dolore, i morti per l'appunto. Però c'è anche il giallo, che invece è segno di richiesta di perdono, l'arancione, segno di felicità, il viola, il buon augurio, poi ancora il verde, anche quello segno di vita, di prosperità, di felicità. Questo per dire che cosa? Che anche per i crisantemi vale il detto, ditelo con i fiori. Ma anche questi sono crisantemi? Sì, anche questi un'altra varietà, insomma, ecco. Ma quindi si può essere innovativi nei crisantemi? Sempre, perché tutti gli anni si prova sempre roba nuova, gli olandesi, incrocia, noi altri siamo sempre curiosi di provare sempre tecniche diverse, bisogna sempre migliorarsi. Ma quindi cambiano anche i gusti dei consumatori? Cambia i gusti, cambia i colori, bisogna anche seguire anche lì, perché degli anni che va via forte magari il giallo, che zone che preferisce il giallo, per dire Brescian, il giallo va via forte, Piemonte è roba scura, bronzi, lilla, colori un po' forti, invece il classico, qua da noi altri gira un po' il Veneto più sul bianco, diciamo, ecco, l'Emilia il bianco, ma che delle realtà che ha di colori molto forti. In ogni caso mai fermi. Mai fermi. E quell'involucro di carta? Allora questo
e viene messo quando lei è un bocciolo il 2-3 di ottobre e che viene infila dentro perché adesso non che passa via mia e prima della raccolta praticamente viene tira su Ah, e viene tira la sera prima o un giorno prima e se che tira così che praticamente sarebbe la protezione che ne si incastra mia. Ah. Se si incastra, quasi tutti li fa, ma non proprio tutti, perché un costo nel comprarla, nel metterla e nel tirarla su, però se parla di qualità dopo. certo Cioè, che uno a uno tutte queste fiori. bisogna farlo. Se volemo sempre avere che qualità, perché dopo te eviti problemi, perché si rovina. E quando dopo gli incastri in un mazzo da 10 si incastra, dopo gli verze praticamente casca si peta. rovinano. Esatto, allora ecco che te che tieni sempre di più alla produzione, alla qualità, e allora te che fai anche questo. Sai cosa ti dico, Fabrizio? Dimmi. È facile innamorarsi dei crisantemi. Sì? Vabbè, Sì. Dai. Bene, fa piacere, dai, visto che ti hai visto della roba un po' particolare. mi fa Onestamente piacere. non mi aspettavo tutta sta bellezza. Ma bisogna le robe entrare dentro. Infatti vedo che anche alla gente che viene dare una mano si appassiona. Io ho la passione, se no non si può mica farlo, perché se no la qualità non ti può mica farla, perché si è presto rovinare della roba. Certo. La lavorazione, spaccare foglie, eccetera. Mi continuo a sbraiare che drio, è inutile nel modo di ciapparli in mano, nel modo di portarli fuori, perché bisogna avere che rispetto. Certo. Perché o che le fior, o se no l'avremo i zucchetti o l'avremo le patate. È inutile che stiamo qua. È il fiore che adesso fiore, che adesso la bellezza. E tu sei ancora un innamorato di questi fiori? Sì, Fabrizio? Stefano, tantissimo. Mi non dormo neanche la notte per pensare del giorno cosa bisogna fare, perché è da combattere con il freddo, quest'anno soprattutto per farli arrivare, con la luce, con il buio. E lì bisogna inventarsi di tutto, perché sennò non la portiamo via fuori, ma devono portarla fuori. Per la bellezza questo è altro però, vero? Certo, la grande bellezza che lo riga, perché è una roba che di che colori sta facendo delle varietà di chi incroci che è la fine del mondo e continuiamo tutti gli anni provare perché siamo innamorati veramente.